I pensionati da invisibili, gli anziani in questo paese da invisibili sono diventati visibili. Ora bisogna passare dalla fase di inascoltati a farci ascoltare. Però diciamo che è una legge importante. Gli altri paesi li hanno fatti negli anni 90, noi siamo arrivati nel 2022, speriamo di fare meglio di altri paesi. Allora, i punti di forza della legge delega, primo, che è stata fatta la legge, finalmente. Il secondo me, che c'è scritto tutto, perché se la leggiamo è un po' difficile da leggere e da interpretare, però se la leggi attentamente c'è scritto e previsto tutto quello che riguarda un anziano. Tutto, fragilità, solitudine, vita con gli animali, turismo lento, non autosufficienza, invecchiamento attivo, c'è tutto. Adesso bisogna declinare bene chi fa che cosa, quando lo fa, come lo si fa e soprattutto con che soldi. I punti di debolezza te l'ho anticipato. Secondo me un punto di debolezza soprattutto è la questione economica. La questione economica, perché quando una famiglia dà un servizio a un anziano o un non autosufficiente in casa in più, quella famiglia tira fuori soldi freschi. Se deve comprargli un materasso speciale o deve comprargli un apparecchio speciale, tira fuori soldi. Quindi un servizio in più a domicilio, soldi in più. Quindi se in quella legge c'è scritto tutto e di più, vediamo cosa c'è già in campo, ma certamente i servizi in più vanno finanziati e pagati. E in una legge che c'è scritto per 6 o 7 volte ISO risorse, la cosa mi preoccupa. A livello nazionale, scusa se uso un termine fra virgolette, rompere e cercare di illustrare alla politica come vive una famiglia in quelle condizioni, come vive una famiglia quando arriva uno sciopone in casa, uno tsunami. Quindi la politica deve capire e mettersi dalla parte di quella famiglia. Questo dobbiamo fare, convincere la politica ad affrontare i problemi che una famiglia tutti i giorni sta affrontando. A livello locale io ho chiesto oggi a tutti di vigilare, perché vigilare e soprattutto a livello locale prima di tutto mi devono consigliare, perché chi è in prima linea deve dire come vanno le cose e deve aiutare il nazionale e il regionale a fare le cose meglio. Prima di tutto contribuire attivamente e poi secondo vigilare che quello che, quello che ci sarà scritto in quei decreti delegati, poco o tanto che siano, vengono applicati alla base, vengono applicati alle famiglie. Questo è il compito essenziale.